Eder, Mac, Pallister. Se non fosse da Silva che protegge la Bianchi, ma sono io che proteggo la Silva, meglio di così non la puoi capire. Poverino, che può dire che non sa niente, non sa un se la dormiva, lascialo dormire. Ma c'ho bisogno, e dimmi a me. Allora uno gli dice, no, c'hai una pala che sotterriamo sta merda. No, la pala non ce l'ho. C'hai un rastrello che raccogliamo sta merda. Trova un contenitore dove metterlo, pulisci tutto per bene, dai la creolina, come diceva mio nonno, che praticamente è la soda caustica che serviva a disinfettare dappertutto. Era il mio che era caduto per terra togliendomi il casco. Quando me l'hanno chiesto ho detto, ma quello lì è lì da giorni. Questa persona non c'entra un con nessuna fase del delitto. Cosa faccio? Vado dal procuratore e gli dico, non ero lui di sotto, ero io, e loro mi dicono, ah bravo, hai favoreggiato i bianchi, ti diamo. Purtroppo qualcuno va sempre sacrificato. In questo momento purtroppo è toccato alla Silva, con tutto che a me fa male, però impartite le istruzioni, mo ve la vedete voi, perché io più di così non posso fare. E perché, come ti ho detto prima, secondo me la situazione è scappata di mano, perché la ha perso la pazienza, non sapeva nemmeno cosa fare al di là di sfogare la sua rabbia secca. Come magari la Pierina non lo voleva il chiarimento, ha cercato di imporglielo in qualche modo, e il suo protettore, che secondo me aveva solo il compito di stare lì, vedere come andavano le cose nel cosiddetto chiarimento, e quindi la cosa è degenerata. E lì il è pieno di bidoni della monnezza, ma di quelli industriali, di quelli che se gli butti in cuscino chi se lo fila, e il giorno dopo gli butta una tonnellata di macerie e da tra una settimana. Se è visto, si è visto. Perché secondo te, se io non avevo una parte da mantenere, avrei fatto tutto quel casino per la relazione? Me ne sarei stata zitta e avrei detto, se uno fa le vicinette succede, bisognerebbe stare più attenti e ti fai amicizia. Perché il DNA di Da Silva non c'era lì? Da Silva non è mai stato lì né prima né dopo. Beh, ma non c'era quello di nessuno, quindi. Non c'era quello di nessuno, perché a volte le cose ti vanno bene e poi dopo il detergente c'è la supervisione di qualcuno che sa il suo, e magari non trovi niente. Qualcosa c'era, poi la procura ti ha messo del suo, perché ha lasciato ammuffire tutti i reperti. Le tute da Covid, le tute spaziali, le tute da astronauta, sono tutte invenzioni. Lì nessuno aveva la tuta di nessun tipo, solo uno aveva 2 strati di vestiti normali. Ma chi lo dice che è stato ucciso con un coltello? Ragazzi, ma l'avete trovato questo coltello uno? Un paio di forbici, con uno strumento che potevi avere per un altro motivo e che hai in quelle 2 ore adattato alla bisogna, un raschino, che ne so, capito, una roba che sei riuscito ad affilare e ad appuntire, persino quello per togliere i troccoli di grana, se lo appuntisci bene diventa un'arma, no? La procura ritiene che quest'audio sia l'ennesima conferma dell'inattendibilità di Valeria. Giovedì prossimo, con grande probabilità, verrà posto all'attenzione del collegio del Tribunale del Riesame di Bologna. Rapporti con Valeria compromessi non direi, perché insomma la stessa sapeva di questa telefonata perché ha partecipato. Abbiamo avuto un confronto più di 2 mesi fa su questo tema, quindi di certo né per lei né per la sua consulente era un mistero che ci fosse questa telefonata. Comprendiamo insomma che possa non averla presa bene. Cose non vere. Io non sapevo mi risulta, che fosse Roberta, la tua conversazione. Quindi non diciamo cose che non stanno né in cielo né in terra. Mi pare che ci siamo sentiti al telefono, Roberta, mi hai chiesto se avessi fatto questa telefonata, e visto che c'era qualcuno che se ne attribuiva la paternità, non ero io. No, io non ho attribuito nulla. Qualcuno si è preso la paternità di quest'audio e noi non abbiamo detto nulla nel rispetto del segreto istruttorio. Lui deve dire le cose come stanno, perché lasciarcelo pure io. Lui mi ha attribuito questo audio a un'altra persona, altro che dire che era il suo. Non diciamo delle stupidaggini, Scarponi. Allora, attenzione, non penso che il punto sia questo, abbiate ma visto pazienza. che l'ha tirato in mezzo lui, abbi pazienza. Allora io non so, le cose scusate, vanno rappresentate in maniera corretta. Lui è so. liberissimo di dire quello che ritiene, ma attribuire a me che fossi a conoscenza che quell'audio era il suo è una menzogna. Allora, chi mi cerca mi trova. È lui che l'ha tirato fuori, io non ho nessun problema a difendermi con dati e fatti. Allora, il discorso qual è? La Bartolucci è stata ritenuta credibile dalla Cassazione, è quindi una delle vulnerabilità dell'impianto accusatorio, come hanno chiaramente cristallizzato i giudici supremi. È chiaro che Paci, il PM, ha tutto il vantaggio a cercare di indebolire la sua credibilità e soprattutto visto e considerato che oggi lui ha in mano sostanzialmente solo le dichiarazioni della Bianchi, perché tutto il resto possiamo discutere, la Cam 3 è caduta, prove biologiche non ce ne sono, quindi è chiaro che
deve demolire la Bartolucci perché la Bartolucci è l'alibi di Da Silva e quindi non ci sorprende assolutamente che venga utilizzata questa conversazione. Caso Liliana Resinovic. Trasferito il preparatore anatomico che si è assunto la responsabilità della frattura alla vertebra T2. È stato trasferito a un altro reparto Giacomo Molinari, il preparatore anatomico che nei giorni scorsi si è assunto, con un memoriale inviato alla Procura di Trieste, la responsabilità della frattura alla vertebra T2 riscontrata sul corpo di Liliana Resinovic. A comunicarlo è l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, ASUGI, che ha preso provvedimenti anche in seguito alla pubblicazione da parte di Molinari di alcuni video sui social network. Nei filmati realizzati senza autorizzazione veniva mostrato l'interno della sala autoptica, insieme a informazioni coperte da segreto d'ufficio acquisite nell'ambito del proprio incarico professionale. La SUGI ha intimato a Molinari di rimuovere immediatamente i contenuti diffusi online e lo ha formalmente invitato a non ripetere più comportamenti simili, considerati in violazione del codice deontologico e dei regolamenti interni dell'azienda. Il memoriale dell'operatore, che ha avuto ampia risonanza mediatica, ha riacceso l'attenzione su uno degli aspetti più controversi del caso Resinovic, ovvero la frattura alla seconda vertebra toracica rilevata durante gli accertamenti medico-legali. Un elemento che, secondo alcuni esperti, potrebbe essere incompatibile con l'ipotesi di un decesso per cause naturali. L'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita 3 settimane dopo nei pressi dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, resta formalmente ancora aperta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.